Non avremmo mai immaginato che il problema vaccini, se poi costituisce un problema, avrebbe quasi messo in crisi il popolo italiano. Così l'Ordine dei Medici di Agrigento, presieduto da Giovanni Vento, inizia una dura nota stampa per sensibilizzare i cittadini. Il tema del controbattere è nato dal fatto che il ministro della Salute Giulia Grillo ha affermato che per la prima iscrizione alla scuola dei bambini da 0 a 6 anni basterà una dichiarazione sostitutiva di vaccinazione, per poi sostenere che il valore sanitario delle vaccinazioni non è in alcun modo in discussione, ma traballa pericolosamente l'obbligo di vaccinazioni. Tanti i dibattiti di carattere nazionale, ma alle voci del coro si aggiunge anche l'Ordine dei Medici di Agrigento, che sottolinea: abbiamo la responsabilità di tutelare la salute della popolazione, soprattutto in riferimento alle generazioni più fragili, in particolare i bambini che devono crescere sani e protetti. Ed ancora, aggiunge l'Ordine dei Medici di Agrigento, abbiamo la sensazione che la politica abbia fatto quasi irruzione in un settore, in un contesto sanitario senza alcuna competenza e responsabilità. Non è possibile mettere in dubbio la validità, l'efficienza e l'efficacia della vaccinazione necessaria a debellare malattie infettive responsabili di epidemie e pandemie, anche mortali se non pervenute, concludono.